L'emergenza coronavirus che impatto può avere sulla nostra economia? Beh, credo per quanto riguarda il nostro settore che ci sono già alcuni segnali di sdelta per quanto riguarda l'artigianato di servizi in questo momento. Noi comunque ad ogni buon conto, al di là di attenerci a quello che dicono le autorità preposte, noi cercheremo di tranquillizzare, abbiamo attivato un servizio per raccogliere le difficoltà in cui le nostre imprese operano e poi per rappresentarle alle istituzioni. Speriamo che questa emergenza duri poco, perché credo che potrebbe veramente risolversi un cortocircuito che sarebbe dannoso per l'economia della nostra regione e anche dell'Italia. Ecco, quanto possono resistere le aziende friulane in questa situazione grave? Ma io non credo, in particolare le piccole, non credo che possano resistere a lungo, anche perché poi il danno collaterale che deriva da queste cose e che ha anche a respiro lungo, anche che può avere sul turismo, su tutte le persone che verranno da noi. Quindi questa situazione va in qualche modo coordinata e gestita in modo intelligente. Ecco, alle istituzioni cosa chiederete? Ma chiederemo un'unità di intenti sui livelli nazionale e regionale, chiederemo anche delle misure di sostegno provvisorie per sostenere quelle categorie che hanno subito dei danni dalle disdette degli ordinativi o dei servizi che avevano in corso da fare. Poi alla fine vedremo poi nel proseguo del tempo la richiesta di misure appropriate a sostegno della nostra categoria. Siamo con Michele Pavan, presidente regionale di Coldiretti. A lui chiediamo quali possono essere gli effetti di questa emergenza sanitaria sulle aziende del suo settore. Ma chiaramente stiamo monitorando, stiamo cercando di tenere tutto sotto controllo per capire che tipo di implicazioni può avere questa epidemia qua. Per il momento in Friuli Venezia Giulia non abbiamo nessun tipo di preoccupazione. L'incontro anche oggi con il presidente Federica è proprio per capire se ci sono problematiche legate a questa situazione qua, però per il momento diciamo che insomma per quanto ci riguarda è tutto monitorato. Ecco, in particolare però sull'economia, l'impatto economico che può avere sulle aziende? Beh, è chiaro che questo aspetto qua sicuramente delle problematiche a livello economico ci saranno e speriamo che il tutto rientri nel più breve tempo possibile e si possa continuare in un'attività normale. Quali sono i tempi di rientro che ritenete brevi, che possono essere brevi, insomma? Ma non è facile dirlo. Adesso chiaramente siamo in una fase dove bisogna assolutamente capire bene la portata del fenomeno e affrontarlo con serenità, dopodiché insomma prenderemo le eventuali contromisure. Ecco, come aiuti, incentivi, chiederete già qualcosa alla Regione, allo Stato? Ma questo è ancora molto precoce, insomma va valutato, cioè cerchiamo un attimino di mantenere la calma, la serenità, cerchiamo di capire bene quello che può essere il fenomeno, dopodiché faremo le opportune valutazioni.